benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Partinico una lite in strada tra automobilisti finisce in tragedia. Un uomo di 45 anni è morto pestato di botte da due fratelli, fermati per omicidio preterintenzionale. Il sindaco Rao, basta con la banalizzazione della violenza. A Siracusa caccia al sicario che ha gambizzato un uomo a 2 passi dal parco Robinson, sotto una palazzina centrale dello spaccio di droga in città. A Taormina è subito caos dopo la chiusura della principale via d'accesso alla città. Il sindaco De Luca chiama la regione pronto a dichiarare lo stato d'emergenza. A Catania, ambasciatori della sicurezza, centinaia di studenti a lezione di educazione stradale nella sede dell'ANAS. Negli asili nido del Catanese più di 1.300 nuovi posti per i bambini, se i comuni risponderanno alla chiamata dell'Europa entro il 3 aprile. Per la CGIL è un'opportunità storica. Tuccio Musumeci torna a teatro alla Brancati di Catania con l'acclamatissimo Piccolo Grande Varietà, tra lustrini e paillette, canzoni e danze. Calcio Serie B, dopo 2 settimane turbolente il Palermo vince 2-1. A Salerno sono 3 punti d'oro che permettono alla formazione di Dionisi di tornare in zona play-off. Serie C, Catania domina il derby con il Trapani, i rossazzurri quinti in classifica attendono adesso la capolista Avellino. Crisi profonda in casa Granata, 6 sconfitte di fila valgono l'esonero per Torrente. In panchina torna Aronica. Bentrovati, morte shock a Partinico in provincia di Palermo. Un uomo di 45 anni è stato picchiato selvaggiamente da 2 fratelli al termine di una lite iniziata per futili motivi in strada tra macchine. L'uomo è morto dopo qualche ora in ospedale. Marco Gullà. Picchiato selvaggiamente per una lite in strada. È morto così a Partinico, in provincia di Palermo, un uomo di 45 anni, Gioacchino Vaccaro. Faceva il fruttivendolo in via Vallone, oggi chiuso per lutto. Ad ucciderlo 2 fratelli, Antonino e Leonardo Failla, di 43 e 30 anni, arrestati con l'accusa di omicidio preterintenzionale. I contorni della tragedia si fanno via via più chiari. Nel primo pomeriggio di ieri la famiglia Vaccaro si trova in macchina in via Giuseppe Avallone. Stanno rientrando a casa dopo il pranzo della domenica a casa dei suoceri. Sopraggiunge in auto uno dei fratelli Failla in compagnia dei familiari. Inizia a protestare perché i Vaccaro procedono lentamente. Dalla macchina del fruttivendolo parte un rimprovero. I fratelli fermano la corsa. Nel frattempo è sopraggiunto anche l'altro Failla con i familiari. Tornano indietro e scoppia una rissa. Il fruttivendolo e il figlio vengono picchiati selvaggiamente. L'uomo di 45 anni alla peggio. Muore qualche ora dopo in ospedale. Via Bixio, è qui che si è consumato il pestaggio in cui ha perso appunto la vita l'uomo di 45 anni. Una signora ci racconta di avere visto tutto. Ma vedevo che si picchiavano, ma non è che potevo vedere chi picchiava di più, chi picchiava di meno, non è che... C'erano anche altre persone presenti oltre a lei, signora? Ma no, passavano i cristiani ma sentivano il cane, non potevano passare e giravano di qua dove siete per ora voi, se ne andavano. Soltanto una persona si è fermato che forse le conosceva. Cercava di dividere, ma anche quello stava lontano perché ognuno si scanta, giustamente, dice ti ammazzano a mia. Perché ormai da tua camminano tutte armate. Sarà l'autopsia a stabilire se le cause del decesso siano state le lesioni interne provocate dai colpi oppure un problema cardiaco. Ma già tutto il popolo qua di Partinico vi può dire chi era. Lavoratore, con i figli educatissimi. Uno lavora all'ospedale, l'altro va ancora a scuola, si sta laureando pure, cioè ragazzi, c'è Partinico che può parlare, quindi... Sgomento del sindaco di Partinico. Non conoscono, dice, la differenza tra la vita e la morte. Eva Spampinato. Tutti questi bulletti che vanno in palestra, arrivano e si sentono di essere padri eterni senza che riescano a capire il valore della vita e soprattutto non si rendono conto che basta un pugno per uccidere una persona. Il confine tra la vita e la morte non lo conoscono.
Usa parole dure il sindaco di Partinico Pietro Rao il giorno dopo la morte assurda e inaspettata di Gioacchino Vaccaro, padre e lavoratore ben voluto nel suo paese e per la cui scomparsa sono ancora tutti sconvolti. È il segnale di un degrado sociale e culturale che ormai ha raggiunto limiti insostenibili. Rao punta il dito contro i bulli e la banalizzazione della violenza, quella stessa violenza che a gennaio dell'anno scorso aveva ucciso un altro ragazzo di Partinico, Francesco Bacchi, 20 anni, anche lui morto nell'ospedale di Partinico dopo un pestaggio con raffica di pugni in testa all'uscita da una discoteca di Balestrate. Viviamo nell'angoscia di pensare sempre che poteva succedere a chiunque. Futili motivi, perché cosa? Perché uno viene rimproverato, siamo alla follia totale. Il sindaco chiede l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Non significa niente se sono incensurati, vengono da famiglie dove probabilmente questi ragazzi sono stati lasciati soli, non lo so. La società ha il diritto di interrogarsi su queste cose, nulla nasce per caso e la società una responsabilità ce l'ha, soprattutto le famiglie. Padre Vito Bongiorno fa eco alle sue parole. Dobbiamo soltanto interrogarci, soprattutto noi adulti, su come affrontiamo l'educazione nei confronti dei nostri figli e dell'autocontrollo. A Siracusa, squadra mobile vicina al sicario che ieri ha gambizzato un 48enne in una delle piazze di spaccio della zona nord della città. L'uomo ferito è in rianimazione. Francesco Aloi. Ci sarebbe il mondo dello spaccio dietro alla gambizzazione di un 48enne a Siracusa. L'uomo in rianimazione all'Umberto I è stato colpito alle gambe da più proiettili, un gesto che per gli investigatori sa di intimidazione. La vittima, con precedenti per droga, era già nota alla giustizia. Verso l'ora di pranzo l'agguato dentro all'androne di questa palazzina, in una delle piazze di spaccio più note e attive della città. Più colpi di arma da fuoco esplosi e i bossoli sull'asfalto, i rilievi della scientifica e il super lavoro dei poliziotti della squadra mobile. È stata una domenica intensa, con una caccia alle telecamere per ricostruire al meglio la dinamica. In questa strada, via Costanzo, periferia nord, infatti pare non ce ne siano. Trovare testimoni collaborativi qui è un po' complicato. Comunque la polizia sarebbe già sulle tracce di chi ha sparato. Nelle prossime ore potrebbe esserci un arresto. Nel Messinese, svolta nelle indagini su un omicidio avvenuto oltre 12 anni fa. I carabinieri del Rosa hanno arrestato 2 persone, rispettivamente a Barcellona, a Pozzo di Gotto e in provincia di Siena, accusate di aver ucciso il 1° gennaio del 2013 Giovanni Perdichizzi, che avrebbe trattenuto per sé parte dei proventi delle estorsioni. A Catania oltre 6 kg di droga e un vecchio fucile da caccia sequestrati dalla polizia in una piccola grotta nel quartiere San Giorgio. Grazie al fiuto dei cani antidroga che abbiamo appena visto, sono stati scovati oltre 5 kg di marijuana e 1 chilo di hashish, nascosti, come vedete, tra pietre e vegetazione. A Marsala i carabinieri hanno arrestato 2 giovani per detenzione di armi clandestine, furto e ricettazione. Sequestrate anche in quel caso dose di cocaina e crack. Trapani, dopo le tensioni dei giorni scorsi, la polizia ha arrestato 7 migranti nel centro per il rimpatrio di Milo. Nei giorni scorsi i rifugiati avevano protestato per le condizioni di vita all'interno del centro e alcuni di loro sono ancora in sciopero della fame. La rete siciliana contro il confinamento ha lanciato l'allarme segnalando tentativi di suicidio e casi di autolesionismo. Intanto circola un audio con le voci dei migranti che chiedono disperatamente aiuto durante l'irruzione della polizia. In una interpellanza al governo, Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra chiede al governo e al Ministero Piantedosi se sono a conoscenza di questi fatti, sostenendo che nel CPR di Trapani i migranti sono trattati, dice testualmente, come animali.
Si blocca la marcia verso il ponte sullo stretto. I cantieri potrebbero slittare al 2026. Per 3 siti di interesse comunitario le compensazioni previste dal progetto non sono sufficienti, quindi bisognerà attendere una via libera formale dell'Unione Europea. Luca Ciliberti. L'iter per l'approvazione del ponte sullo stretto è in stallo. Nonostante gli annunci del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, il progetto non ha ancora ottenuto l'autorizzazione ambientale e non può essere approvato al CIPES. Il CIPES è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile e la sua approvazione è molto attesa dal governo perché è l'ultimo passaggio indispensabile in vista dell'apertura dei cantieri. Il problema principale riguarda 3 siti di interesse comunitario per cui le compensazioni ambientali previste sono insufficienti. Serve una deroga della Commissione Europea che richiede una risposta formale e non è ancora chiaro se la società Stretto di Messina debba solo comunicare le compensazioni in deroga oppure se la Commissione Europea debba anche autorizzarle. Nel secondo caso i tempi si allungherebbero ulteriormente. L'amministratore delegato Pietro Ciucci ha confermato che i lavori potrebbero iniziare solo nel 2026 partendo con opere complementari. Il progetto Ponte aveva ricevuto già 280 osservazioni dal rischio sismico all'analisi costi-benefici, dai rischi inquinamento a quelli relativi ai fenomeni ambientali. E dopo che la società aveva risposto a tutte le osservazioni, lo scorso novembre la Commissione ha infine approvato il progetto con alcune prescrizioni relative proprio all'impatto ambientale, gravoso in particolare proprio su questi 3 siti protetti riconosciuti a livello europeo. Per questo motivo la Commissione ha chiesto alla società di studiare misure di compensazione ambientali più dettagliate e di comunicarle proprio alla Commissione Europea. Le compensazioni sono state presentate al Ministro dell'Ambiente, mentre la comunicazione alla Commissione Europea non è stata ancora mandata. A Taormina, situazione al limite del collasso dopo la chiusura della via Garipoli, che è la principale strada di accesso alla città e a Castelmola. Ieri, sopralluogo della Protezione Civile, il sindaco De Luca chiede la dichiarazione di stato d'emergenza alla Regione. Francesco Triolo. Era previsto, quasi scontato, la chiusura al transito della via Garipoli ha comportato già nei primi giorni disagi e difficoltà oltre al caos viario. Sarà così per altri 108 giorni, sino a luglio, un'emergenza vera e propria dovuta ai lavori per mettere in sicurezza il costone nell'ambito della costruzione della nuova stazione ferroviaria della linea Giampilieri-Fiumefreddo. Ieri sopralluogo del dirigente della Protezione Civile regionale Salvo Cocina insieme al sindaco Cateno De Luca, che appronta la delibera con la richiesta della dichiarazione d'emergenza per Taormina, così da approntare un piano straordinario per l'individuazione delle soluzioni necessarie per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, problema di sicurezza riscontrato anche da Cocina, ed evitare il tracollo del sistema produttivo di Taormina e Castelmola. Il presidente Schifani ha già garantito il suo sostegno ed è allo studio un piano di misure di emergenza a brevissimo e breve periodo per garantire sia una viabilità alternativa, sia parcheggi scambiatori a bassa quota per limitare il numero di auto e di bus turistici che salgono in centro e ridurre i rischi, garantendo la continuità delle attività economiche. Uscendo dal casello autostradale di Taormina, infatti, per raggiungere il centro si deve percorrere una stradina tortuosa con rapide pendenze e curve trappola. Il piano straordinario della viabilità infatti dirotta autovetture, furgoni e piccoli camion sul bypass Sant'Antonio sotto i viadotti autostradali, ma i problemi sono stati tanti, a cominciare dalla sosta dei bus sulla statale 114 sino alle navette private più piccole che sono arrivate fino a Porta Messina per scaricare i turisti. L'ATM di Messina presterà al comune una decina di mezzi, ma intanto le conseguenze della chiusura della via Garipoli si sentono in tutta la riviera. Questa è la situazione diffusa sui social da alcuni cittadini a Giardini Naxos, con il lungomare questa mattina completamente bloccato. Lo scandalo della sanità a Trapani, c'è una denuncia di Roberta Schillaci, che è vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale, che annuncia anche una interrogazione parlamentare e sostiene che mentre l'azienda sanitaria faceva registrare, dice testualmente, un vergognoso ritardo nell'esame di oltre 3.000 campioni istologici con 200 tumori diagnosticati tardivamente, nel frattempo la stessa azienda sanitaria si premurava a spendere oltre 100.000 euro per promuovere la sua immagine, così la denuncia di Roberta Schillaci dei 5 Stelle. 20.000 addetti, un contratto scaduto e le aziende che si rifiutano di rinnovarlo. A Palermo scendono in piazza i lavoratori delle telecomunicazioni. Manlio Viola.
Scioperano gli addetti alle telecomunicazioni a Palermo, una manifestazione partecipata, quella andata in scena, per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto a dicembre, rispetto al quale però non sembrano esserci intenzioni da parte delle grandi aziende committenti. Una situazione con pochi precedenti, quella che si è creata con i datori di lavoro che disertano i tavoli di confronto per questioni prettamente economiche. Chiaramente questo è un settore che è in crisi da diversi anni, purtroppo era iniziata la trattativa, abbiamo presentato la nostra piattaforma di rivendicazione già a novembre, quindi prima della scadenza del contratto a dicembre, e purtroppo la trattativa si è arenata sulla parte economica. Grandi committenti come TIM e Wind 3 hanno disertato il tavolo e adesso ci ritroviamo qui a dover manifestare perché stiamo lottando per riavere il nostro contratto di lavoro. I lavoratori del settore chiedono alle forze politiche di intervenire sulle aziende per farle tornare al tavolo delle trattative. Pretendiamo, tra virgolette, che le forze politiche si attivino e stiano anche dietro alle telecomunicazioni. Non si può soltanto fare politica delle chiacchiere, ma abbiamo la necessità che dalle chiacchiere si passi alle parole. Una mediazione istituzionale al momento sembra l'unica strada percorribile per risolvere questa vertenza. Un uomo si è sentito male mentre cucinava ed è finito sui fornelli accesi. Tommaso Crusca, 85 anni, di Bucheri, nel Siracusano, è morto purtroppo così e non è ancora chiaro se il decesso sia avvenuto per il malore o in seguito alle ustioni causate dalle fiamme. Catania, ambasciatori della sicurezza, centinaia di studenti a lezioni di educazione stradale nella sede dell'ANAS. La polizia dice: dopo gli incontri i ragazzi invitano i genitori ad allacciare la cintura e a indossare il casco. Tonino De Mana. Sulla moto cosa si indossa? Il casco. Il mancato utilizzo del casco, l'uso di alcol, droghe e cellulari alla guida sono le principali cause di morte sulle strade e per questo motivo le campagne di sensibilizzazione assumono un doppio significato. Appuntamento di buon mattino all'ANAS di Catania per una lezione sulla sicurezza a centinaia di alunni, docenti, la polizia stradale ed il personale ANAS. Buone pratiche dal basso affinché gli studenti possano veicolare il messaggio anche agli adulti. Abbiamo spesso riscontri di questo fatto, incontrando anche i genitori che ci dicono dopo aver trascorso una giornata con voi: mio figlio mi ha detto mamma allaccia la cintura, papà metti il casco, e soprattutto non usare il telefonino. A casa si parla di sicurezza stradale? Lo chiediamo al sindaco di Mister Bianco Corsaro. Evitiamo di farci rimproverare in questa maniera dai ragazzi, agli altri dico che c'è modo e tempo per parlare col cellulare, certamente non in strada, perché si rischia la propria vita e si mette a repentaglio l'incolumità degli altri. Ma le nostre strade sono all'altezza o rappresentano un pericolo? Bisogna assolutamente ridurre il gap infrastrutturale tra nord e sud. E soprattutto ridurre anche i tempi, perché ci sono troppi cantieri Lumaga e mi riferisco alla 19. Sì, ma infatti il Presidente della Regione Schifani da quando è commissario sta mettendo molta attenzione. Speriamo che si possano chiudere quanti più cantieri nel primo tempo possibile, perché è indecoroso ancora essere in una situazione tale. Le strade siciliane sono sicure, paghiamo forse qualche anno in cui gli investimenti non sono stati in ragione delle prospettive di sviluppo. Tutti i ragazzi sono stati nominati ambasciatori della sicurezza nell'ambito del progetto ribattezzato Eroi sulla strada, in viaggio con Nico. Restiamo nel catanese, oltre 1.300 nuovi posti negli asili nido. Il potenziamento è contenuto in un piano del PNRR. I comuni però devono rispondere alla chiamata dell'Europa entro il 3 aprile. Per la CGIL si tratta di un'opportunità storica. Roberta Lunghi. Oltre 1.300 nuovi posti nei nidi comunali di ben 34 comuni del catanese. Un'occasione storica per la città di Catania, ad esempio, in cui solo 12 bambini su 100 sotto i 3 anni trovano posto in un nido pubblico. Sono i numeri che rendono ancora più ghiotta l'occasione fornita dal nuovo piano per l'infanzia contenuto nel PNRR, che promette investimenti per oltre 31 milioni di euro. Il conto alla rovescia, però, è ormai agli sgoccioli, perché entro il 3 aprile gli enti locali dovranno rispondere alla chiamata per potenziare radicalmente l'offerta di asili nido nella provincia di Catania. Riteniamo che sia un'opportunità preziosa da cogliere necessariamente per colmare il gap
tra il numero dei posti pubblici disponibili e la richiesta. 240 posti sono destinati alla sola città di Catania con un ulteriore stanziamento di 5,76 milioni. Il comune, con oltre 10.000 bambini nella fascia 0-3 anni, attualmente non riesce a soddisfare del tutto la domanda, ben lontana dall'obiettivo del 33% fissato per il 2027. Gli asili, come tutti i servizi e le strutture per l'infanzia, sono uno strumento fondamentale per incoraggiare la donna ad entrare e a permanere nel mondo del lavoro. Nel catanese solo il 27% delle donne lavora, percentuale che scende al 17% nelle aree interne. Nel 2023 490 donne si sono dimesse dopo la nascita del primo figlio, numeri che raccontano una conciliazione tra maternità e lavoro ancora tutta da costruire. Non c'è dubbio. Spettacolo adesso, l'inossidabile Tuccio Musumeci torna a teatro con uno dei suoi spettacoli più acclamati, Piccolo grande varietà, tra lustrini e paillette, canzoni e danze. Adelaide Barbagallo. Ci apre le porte di casa e ci mostra i manifesti dei suoi film, ma sono solo alcuni. Affabile, esilarante, amatissimo dal pubblico, l'inossidabile Tuccio Musumeci ha calcato i maggiori palcoscenici nazionali e internazionali. Apprezzato al cinema e nel piccolo schermo, torna al Teatro Brancati di Catania con uno dei suoi successi, Piccolo grande varietà, per condurre gli spettatori in un affascinante mondo fatto di paillette, lustrini, canzoni, balli. Siamo stati 12 giorni a Palermo con un successo immenso, poi 6 giorni ad Agrigento allora, poi lo voleva anche Trieste. Quando io dissi, Madonna, ora rispondono tutti i vecchi, si ruotano le cose. Fu al contrario, erano i giovani che si buttavano i vecchi perché non conoscevano questo mondo. Sornione dice di essere stanco di fare teatro. Io in età che ancora l'altro non capiscono, cioè gli impresari, i cose. Sembra che ancora sono giovincello, va bene, io 90 anni li ho toccati, che cosa aspetto da me? Che muoiono un palcoscenico oppure che sono già rincoglionito un pochettino. Alla sua età preferisce le fiction, tra queste Macari. Io mi sto divertendo invece, tra film che ho fatto, sceneggiati, mi viene più facile oggi fare queste cose. Pluripremiato, Tuccio Musumeci ha una memoria formidabile, racconta aneddoti di vita e di professione. Quando ero stato nato io veramente era dall'Australia, perché mi divertivano i canguri. Io buttassi come vigile urbano a Catania. Un abbraccio. Grandioso Tuccio, ti vogliamo ancora, sempre. Dopo questo TG, nuova puntata di Faccia a Faccia, ospiti di Roberta Lunghi, Luisa Corna, cantante, attrice e conduttrice, che presenterà il suo nuovo disco. Poi Antonella Caltabiano, presidente del Telefono Rosa Sicilia. E ancora con Angelo Micale e Angelo Patanè si ripercorreranno quasi 40 anni di diretta stadio, la trasmissione sportiva di Telecolor. Appuntamento con Faccia a Faccia alle 14 dunque su questa rete. Pausa, tra poco il calcio con le importanti vittorie di Palermo e Catania e la crisi del Trapani. State con noi. Vittoria scaccia crisi per il Palermo che si impone per 2-1 sul campo della Salernitana. Per il rosanero gol di Brunori e poi Ampalo. Palermo settimo in classifica. Marco Gullà. Al Palermo la sosta porta bene, così dopo 2 settimane decisamente turbolente i rosanero sbancano la Recchi di Salerno, 2-1 alla Salernitana e 3 punti che permettono alla formazione di Dionisi di fare un blitz in zona playoff. Una partita decisa nel primo tempo grazie ai gol di Brunori e poi Ampalo, poi nel finale di match la rete della Salernitana con Amatucci, ma questa volta il Palermo non subisce la rimonta e porta a casa 3 punti d'oro che valgono il 7° posto in classifica. Nel primo tempo i rosa appaiono inizialmente contratti, quasi impauriti, ma dura poco. Con il passare dei minuti la consapevolezza cresce e il gioco del Palermo ne giova. Rosanero che collezionano occasioni clamorose. Segre sbaglia da 2 passi, Brunori e poi Ampalo vanno vicini al gol, ma è solo il trailer al gol che arriva al 27°. Schema su punizione, palla a Brunori che confeziona un arcobaleno che si spegne all'angolo e vantaggio Palermo. Rosanero padroni del campo, Salernitana spaesata e senza corrente. Prima dell'intervallo
ballo un'azione magistrale rifinita dallo stesso Brunori e finalizzata in gol da Poyampalo, regala il 2-0 alla squadra siciliana. Ripresa, il Palermo abbassa i giri del motore, la Salernitana costruisce 3 occasioni limpide, prima in avvio di secondo tempo una rete di Tonghia annullata per fuorigioco, poi con Verde che al 27esimo della ripresa scheggia la traversa, infine ancora con Verde ma Audero fa buona guardia. Poi nel finale la rete di Amatucci, ma il Palermo controlla lo score e alza le braccia al cielo. Nel primo tempo siamo stati veramente bravi, il secondo era normale subire un po' la loro forza, la loro foga, dovevano fare giocare il tutto per tutto, l'abbiamo contenuti bene, peccato aver preso il 2-1 in una situazione abbastanza comoda per noi, perché abbiamo preso gol su un cross da sicuramente un giocatore bravo, ma per struttura no, però insomma portiamo a casa un ottimo risultato e un'ottima prestazione. E domenica al Barbera arriva il Sassuolo. Il Catania domina il derby con il Trapani, soprattutto nel secondo tempo. I rossazzurri adesso sono quinti in classifica dopo 8 risultati utili consecutivi e domenica al Massimino arriva la capolista Avellino. Marco Carli. Funziona tutto nel Catania di Trapani, la tenuta e il cinismo nel primo tempo, oltre che le qualità balistiche dimostrate da Armando Anastasio, bomba di sinistro che lo stesso giocatore del Catania giudica giustamente fra i suoi migliori gol della carriera. Ma no, credo ho fatto 2 più belli, credo, a Monza, però questo è uno importante. Mettiamolo sul podio. La rete del difensore, la terza nel torneo dopo quelle realizzate con Juve Next Gen e Foggia, oltre a essere di pregevole fattura, serve a sbloccare l'incontro che a quel punto diventa un monologo rosso-azzurro. Gli etnei vanno in difficoltà solo in alcune fasi del primo tempo sulla velocità di Ciuferri, ma limitano nel triello e lasciano al Trapani un solo tiro in porta. Poi dilagano nella ripresa. Di Tacchio, titolare e grande protagonista del match, serve al meglio Lunetta. Il Trapani cade nell'ennesimo errore mentre il giocatore del Catania ribadisce con un pallonetto preciso quanto può essere decisivo. La panchina dei rossazzurri esulta e sa che il più è fatto. E questa consapevolezza, questa forza di gruppo, questa forza di squadra, l'aver recuperato dei giocatori che ti permettono di avere qualche situazione di ricambio in più. Gli etnei collezionano occasioni e dopo averne fallite alcune, anche clamorosamente, trovano la rete del meritato 3-0 con Frisenna, imbeccato al meglio da De Paoli. Tutto ha funzionato, gioisce anche Pelligra, presente al provinciale. Catania in classifica quinto da solo in virtù dei pareggi di Benevento e Potenza. Domenica al Massimino c'è l'Avellino, altro test, il più difficile. Il Catania visto a Trapani è pronto. Trapani nel caos, Torrente non si dimette, Antonini lo esonera. Torna Aronica. Franco Camarasana. Al peggio non c'è mai fine, dice il proverbio, e per il Trapani continua il calvario di una stagione nata male e che bene non può sicuramente finire, visti i propositi iniziali. Dopo la sconfitta col Catania, facilmente prevedibile alla vigilia, come facilmente è stata poi ottenuta, il presidente Antonini ha esonerato Vincenzo Torrente, dato che il tecnico, malgrado le 6 sconfitte di fila, non ne ha voluto sentire di dimettersi. Purtroppo è una decisione che dobbiamo prendere, lui tanto non si dimetterà mai, l'ha detto, perché è convinto di star facendo un ottimo lavoro portandoci quasi in Serie D, e quindi purtroppo è una decisione che a questo punto deve prendere la società. Beh, se vedete come si impegna e gioca il Messina, come ci impegniamo e giochiamo noi, la matematica ancora ci dà che dobbiamo fare per essere sicuri 4 punti. Io oggi non ho la minima sicurezza che faremo 4 punti da qui alla fine. Da domani ad allenare la squadra tornerà Totò Aronica, sollevato dall'incarico l'11 dicembre scorso per far posto ad Ezio Capuano, altra meteora transitata velocemente sulla panchina del Trapani, giusto il tempo per fare altri danni di quanto non erano stati fatti in precedenza. Al presidente Antonini, che paga a caro prezzo danni provocati dagli stesso e da chi gli è stato attorno, non rimane che fare tesoro dell'esperienza maturata e guardare alla prossima stagione. Ci fermiamo qui. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio.